il 97, Antonia Omofuerte. Sono arrivati con 2 diversi pullman, tra loro moltissimi giovani, donne e bambini. I primi 100 profughi tra i 700 destinati al Veneto sono giunti da Trapani a Marghera nel primo pomeriggio per essere smistati e indirizzati alle 6 province del Veneto, tutte tranne Belluno, che dovranno occuparsi dell'accoglienza. Quasi tutti i nigeriani hanno passato un paio d'ore nel parcheggio delle Corriere all'imbocco della Romea, dove poliziotti e carabinieri coordinati da un funzionario della prefettura hanno esaminato la loro documentazione e formato i gruppi a seconda della destinazione. 21 di loro saranno accolti nella provincia di Venezia, in strutture, informa la prefettura, già precedentemente utilizzate a questo scopo. Degli altri 25 andranno nel Trevigiano, 19 nel Padovano, 17 nel Veronese, 15 nel Vicentino e 3 in Polesine. Siamo contenti di essere in Italia, hanno raccontato alcuni dei rifugiati che spiegano di essere quasi tutti cristiani. Quando ci hanno raccolto in mezzo al mare abbiamo ringraziato Dio, è solo merito suo se siamo riusciti ad arrivare qui. Molti nostri compagni sono morti. Vogliamo solo lavorare e prenderci cura delle nostre famiglie. Ci va bene qualunque cosa, non vogliamo mai più tornare in Africa.